Amici di QDP News, siamo in compagnia di Fausto Pinarello, titolare della casa costruttrice di biciclette italiana trevigiana Eccellenza Mondiale, alla vigilia, alla soglia della 22esima Gran Fondo Pinarello, un'edizione che anche quest'anno parte dal cuore della città di Treviso, Piazza del Grano, ma che si svolgerà poi nel cuore delle colline dell'Alta Marca. Buongiorno a tutti, siamo arrivati al grande appuntamento per la nostra azienda, per le nostre bici e per tutti i granfondisti, dai trevigiani a tutti gli italiani e ai nostri amici stranieri. Partenza in Piazza del Grano, quindi da dove è nato tutto per quello che riguarda la Cicli Pinarello, partì la maglia nera di mio papà con quei famosi soldi che gli dettero per rimanere a casa, dal piccolo negozio crescendo sempre di più. Quindi siamo pronti, è la 22esima edizione, a me piacerebbe che fosse sì la Gran Fondo Pinarello della Marca Trevigiana, ma una Gran Fondo anche l'insegna sì del ciclismo con classifica, ma anche una sorta una Gran Fondo all'insegna della festa, quindi che la gente si venga a divertire pedalando, facendo fatica. C'è l'agonismo, c'è la fatica, ci sarà il ritorno sulla foresta del Cansiglio, dal lato un po' più semplice e meno trafficato, e poi anche il leggendario Muro di Ca del Poggio che proprio ieri è stato gemellato sul Mur de Bretagne al Tour de France con questi altri due grandi muri, insomma, internazionali. C'è l'agonismo, ma c'è anche la festa e Ca del Poggio la sa fare bene. Sicuramente Alberto, il grande amico Alberto di Ca del Poggio, con le sue capacità e la sua astuzia è riuscito a fare di questo muro, che è veramente un muro difficilissimo da fare, da scalare in bici, di farne un monumento. Quindi avremo anche la diretta streaming da Ca del Poggio, quindi da Ca del Poggio direttamente a Piazza del Grano ci sarà lo streaming per chi vorrà seguire la diretta in Piazza del Grano. La salita del Cansiglio si farà dalla parte non più del Gaillardy, il famoso Gaillardy, ma via Montaner attraverso Crosetta per scendere dal Pago, quindi non scenderemo più del Cansiglio dalla parte della versione versante Fregona, appunto per evitare che purtroppo siamo in luglio e quindi il traffico e il turismo è abbastanza importante, quindi le macchine in ascesa l'anno scorso hanno creato qualche difficoltà. Non passeremo per il centro di Vittorio Veneto, quindi anche cercheremo di evitare le città e i villaggi più popolati per non creare disagio, e non torneremo per la Pontebana, ma devieremo dopo Ponte dell'Aquila per Arcade Povegliano per arrivare a Treviso. Quali saranno i campioni attesi domenica alla partenza? I campioni veri non verranno a pedalare, nel senso i veri campioni, ma sono tutti campioni, perché anche saranno impegnati i nostri del Team Sky al Tour de France, ma 2 o 3 ragazzi del Team Sky ci saranno, dal coach Dario Cioni piuttosto che a Salvatore Puccio, una colonna portante del Team Sky sin dagli inizi, a Diego Rosa e al nostro Leonardo Basso di Asolo, e tanti amici, tanti ospiti, qualche olimpionico, tra il mitico Erospoli, a Yuri Chechi, a Antonio Rossi, piuttosto che a Cristian Zorzi, al presidente della Federazione Ciclistica Italiana Renato Di Rocco, e nonché vicepresidente dell'UCI, a Davide Cassani, a qualche altro personaggio, da Matteo Marzotto a Rocco Benetton, Mauro Benetton e tantissimi altri amici. Io penso tra l'altro che per Treviso, questo sia anche per la marca trevigiana, c'è una sorta di campionato del mondo, almeno per il team lo è, ma lo è anche per tante altre società, soprattutto queste società che ci aiutano di fare in modo che i nostri ospiti, granfondisti, si vengano a divertire. Un punto di riferimento per oltre 3.000 partecipanti, anche quest'anno quasi confermati ormai, quest'anno con Chris Froome la bici Pinarello si è tinta anche di rosa, una grande emozione. Dopo 25 anni il Giro d'Italia è tornato in casa Pinarello, l'ultimo è stato Megalindurani nel 94, noi ci contavamo tantissimo, da quando abbiamo cominciato con il Team Sky 10 anni fa, la mia volontà, il mio sogno è dire vabbè, chissà che prima o dopo riportiamo a casa questo Giro d'Italia, che noi crediamo molto a Giro, ci spendiamo dei soldi, ci investiamo dei soldi, ed è la corsa italiana per eccellenza e probabilmente la miglior corsa al mondo a tappe. L'abbiamo portata a casa, Chris Froome ci ha dato modo di verniciare un'altra bici rosa, e questo per noi è una cosa molto importante.
La Pinarello si è tinta di rosa, abbiamo detto, ed ora c'è un grande sogno, la doppietta Giro Tour a distanza di quel lontano 98, no? Di Marco Pantani per l'Italia, ma insomma in questo caso una bici potrebbe tornarsi a tingersi dal rosa al giallo con il quinto Tour di Chris Froome, perché insomma di Tour ne avete già 4 in tasca. Con il Team Sky ne abbiamo già 5 perché c'è anche quello di Wiggins, però è chiaro che è una sfida molto importante. Il Team Sky assieme a Chris Froome, assieme a noi, perché no, questo è un progetto che è partito quasi 2 anni fa. Riuscire a portare a casa il Tour dopo la Vuelta e il Giro è un record per il ciclista, ma un record per noi, anche per noi. Non sarà facile perché sai, la concorrenza è correttissima, c'è il Vicenzino nazionale che mi dicono stia volando, quindi chiamo spesso Paolo Slongo, ma sperando che lo faccia andare un po' più piano il nostro amico Paolo, però Vicenzino se lo merita anche un Giro di Francia. Chiaro che da parte nostra, se tornassi a casa, se rimanessi in casa nostra, saremmo molto felici. Grazie, allora noi ringraziamo davvero per la gentilezza, per l'ospitalità Fausto Pinarello, e l'appuntamento è con la Pina, con il Gran Fondo Pinarello domenica sulle strade della Marca.